Benvenuti a tutti, settima giornata di campionato. In diretta da Mezzo Lombardo per il campionato eccellenza Under 15. A sfidarsi questa sera per il recupero della settima giornata Rotagliana Basket contro Orange One Bassano. Qui con me al commento Mirko Trapin. Ciao a tutti. Stasera testa coda del girone veneto dell'eccellenza. Bassano 7 vittorie su 7, ruolino di marcia impressionante, uno schiacciasassi. Contro Rotagliana, la matricola del campionato, che prova a trovare la sua identità. Vediamo se questa sera ci saranno dei sussulti di orgoglio dei ragazzi di coach Magno Cavallo e Davoglio contro la corazzata di Bassano. Record di Rotagliana è 0-5 e è rimasta da sola dopo la sconfitta di Padova in fondo alla classifica. 2 minuti alla palla 2, vi lasciamo ai nostri sponsor. Tutto pronto a Mezzo Lombardo per la palla 2 tra Rotagliana Basket e Orange One Bassano. Ultimi consigli da parte dei due coach, ultimi schemi. Tutto è pronto. Qui vicino a me Mirko Trapina al commento tecnico. Mirko, raccontaci un po' come stanno andando le tue squadre. Le mie squadre per ora stiamo andando bene, abbiamo perso l'ultima partita di 2 punti con l'Under 13, l'Under 14 abbiamo fatto 2 incontri andati bene, per ora sabato avremo il nostro big match Under 14. E contro chi? Europa Bolzano? Sempre Europa Bolzano. L'avete tante volte, ho visto quest'anno nel girone, ci saranno tanti scontri con... Sì, tanti scontri con Europa Bolzano, ripetuti in tutte e 2 le categorie. Molto bene, sarà un derby continuo Trento-Bolzano. Allora, Bassano entra in campo col numero 47 Carlana, col numero 17 Sunday, col numero 52 Mayfield De Mario, con il numero, adesso non lo vedo bene da qua, 7 mi sembra Busa, e poi il numero 1 Gottardi Lorenzo. Rotagliana risponde invece col numero 8 Carli, 28 Cela, 93 Torrisi, 82 Dalton e rientro importante 26 Ziller. Subito nello starting 5 Ziller riporta la sua energia in mezzo sotto le planche dopo lo stop per infortunio alla caviglia. Speriamo sia recuperato perché ci serve molto per il proseguo del campionato.
nostro Giulietto. Tutto è pronto. Rotagliana in maglia nera, Orange One in maglia arancione. Piccolo problema per Sunday, la maglietta sotto non è sufficientemente compressiva e quindi deve essere tolta. Sfoggia il suo fisico. Anche il numero 1 Gottardi deve levare la maglietta. Per gli altri sembra tutto a posto. Partita che probabilmente avrà un Sunday la fa da padrone, ma la lancia subito lunga e può impostare dal Monego, passa alla metà campo, trova un varco, il ferro gli dice di no, Torrisi stoppato da dietro, dal Monego prende il rimbalzo da 3, la mette, siamo sopra, 3, Rotagliana 0, Orange One. Imposta Carlana, si mette in punta, prova a servire Sunday che viene fermato irregolarmente da Ziller che mette subito tanta energia perché il mismatch è tanto con Sunday. Rimessa Bassano, la tocca Giulio dal Monego, la recupera, si va veloci, Carli sbaglia il passaggio, non attacca il ferro, si fa intimorire, riparte De Mario, Carlana da 3, risponde dal Monego e siamo 3 pari. Intanto imposta Cela, Ziller, prima rischia la persa, poi la recupera e trova un buon varco. Carli prova a prendere in velocità, il ferro gli dice di no, rimbalzo di Sunday che la dà De Mario, imposta Bassano. Come la vedi, Mirko? Come sempre iniziamo forti e riusciamo anche a mettere della buona energia. Abbiamo già sbagliato 2 tiri relativamente semplici, speriamo di non intimorirci troppo davanti alla prepotenza fisica degli avversari. Mette il piede a posto, Ziller spara la bomba, il ferro gli dice di no, la tocca Sunday, rimessa Rotagliana. Cela pronto alla rimessa. Beh dai, i ragazzi non si stanno facendo intimorire, ovviamente Sunday in mezzo al pitturato è un bel... Diciamo che spazio ne occupa, vedo però che comunque riusciamo a farci il giro facilmente, andare a canestro facile, molto bene questo. Entra Sunday, sbaglia il primo, prende il suo rimbalzo, ne mette 2, 7-5 per Orange One, parte Cela, prova l'imbucata per Carli che non riesce, si riparte dal fondo, rimessa di Butnaru per Carlana che un po' passa la metà campo, attacca dal Monego, si distrae un attimo, prova a entrare, taglio dal fondo di Gottardi che ne deposita altri 2 in fondo alla retina. No, posso dirti una cosa, non mi sembra che si dannano a difendere. Non mi sembra stiano difendendo forti, forse sono partiti un po' allegri pensando di aver già vinto la partita, ma non stanno sicuramente difendendo forte. Buona penetrazione di Carli che va sotto canestro, subisce il fallo e va in lunetta. Cambi per Bassano, esce Gottardi se non sbaglio. Ed entra Duscio. Carli in lunetta, sbaglia il primo. Zero su 2 dalla lunetta per questo giro per Carli, parte De Mario, velocissimo, lo fermano in qualche modo, era l'unico credo. L'unico modo per poterlo fermare. Penso che quando si innesca così, fare un fallo che non sia antisportivo anche può essere l'unica soluzione per
fermarlo. Sbaglia la rimessa, la butta fuori, un malinteso anche per Bassano, si riparte dal lato per Rotagliana. Tanti cambi nella squadra del Bassano, forse stanno cercando un po' di rivoluzionare, perché nel quintetto base non sono entrati convintissimi di giocare questa partita al 100%. Entra Ipino, esce Gasparri. Sì, un po' allegri diciamo in difesa, comunque il risultato è 9-5 nonostante questo. Area vuota. Ziller, fanno girare sul perimetro, si prende la bombacela, il Ferro dice di no, lotta Torrisi a rimbalzo, non riesce, parte De Mario, si ferma, ragiona, guarda il posizionamento, prova a entrare, lo fermano con un altro fallo, questa volta andrà in lunetta con 2 liberi. Si parte fortissimo una volta che ha velocità e non si può fermare. Bel giocatore Mayfield De Mario. Mette il primo. Mette anche il secondo, 2 su 2 per De Mario. Riparte Torrisi. Balla sul ferro ed entra però da 2 punti perché aveva pestato la linea, non è riuscito a sistemare i piedi proprio in maniera perfetta. De Mario prova a prendere la linea di fondo, esce fuori, scarica, entra, scarica ancora. Sunday intercetta il passaggio e ne appoggia 2 facili del tabellone, rischia cela ma riesce a controllare la palla. Ziller, Torrisi. C'è stato un fallo su Torrisi, arbitro molto attento a ravvisare l'infrazione, rimessa per Rotagliana Basket. Una curiosità, Mirko, sono tutti di tutte e 2 le squadre 2011. Sono tutti ragazzi del 2011, quindi tutti in annata, non c'è nessun giovane talento. Non c'è giovane talento in campo, ma vedo tanti centimetri dalla parte di Bassano. Ci sarà il numero 17. Sunday Simon, che penso sfiori 2 metri, se addirittura non li superi. intanto sbaglia Carli, prende il rimbalzo, poi la passa a Bassano, passaggio impreciso di Simon, adesso fuori per De Mario che prova a ributtarla dentro, però la palla torna nelle mani di Bassano, si riparte con cela, un po' di confusione, ma non è successo fondamentalmente niente, qualche tiro, un rimbalzi, alla fine ne usciamo indenni. Dentro per Darion, lì bucata, prova a buttarla per aria, in qualche modo ne mette 2. Dalton ispirato oggi. Sì, molto ispirato, molto concentrato, ho capito subito che aveva il vantaggio della penetrazione, l'ha sfruttata fino in fondo anche per la mancanza di Sunday in area. Un po' fortunoso adesso il numero 46 Ipino, che riesce a controllare la palla nonostante le interferenze di Dalmonego, che vede il canestro, la passa a Carli che l'appoggia morbida. Dai che siamo lì, non stiamo subendo in maniera impressionante. Intanto si scaldano Mattiangelo Nuresi e Pietro Civettini pronti a entrare in campo. Intanto De Mario mi fa un airball. Non avendo un centro dichiarato per noi è difficile per Sunday posizionarsi in mezzo all'area, perché giochiamo 5 fuori e quindi lui è chiamato a uscire e lasciamo un po' sguarnita l'area, che forse è quello che ci fa bene. Ma praticamente giochiamo come la Spagna nel calcio col falso 9. Forse per mancanza di centimetri, più che altro per mancanza di fisicità da controbattere contro Sunday, proviamo a portarlo in un posto dove lui è meno incisivo. In realtà noi i centimetri li abbiamo, è che sono pochi rispetto ai loro. Buono il taglio di Civettini che prende il centro dell'area, poi passaggio fuori misura, la butta fuori Angelo.
Peccato, aveva preso bene il centro dell'aria. Entra Alessandro De Pretto per Cela, che va a riposarsi un po' in panchina. De Pretto sa già con chi dovrà vedersela. Gli piace scontrarsi coi lunghi che gli capitano. Intanto buona circolazione di Bassano, la palla scheggia il ferro, esce 15-11, 4 minuti sul cronometro. Punteggio alto, perché comunque è buono come punteggio, vuol dire che siamo abbondantemente in partita per noi, va bene. Peccato, persa su rimessa dal fondo. Time out per noi. Vuole parlarci Magno Cavallo con anche il coach D'Avoglio, vedevo che sta dando delle indicazioni su delle posizioni. 3 falli per Rottagliana, 2 per Orange One. Direi abbiamo visto un buon primo quarto. Finora ci siamo divertiti. Ottimo, direi, veramente ottima la circolazione davanti, perché noi sappiamo che facciamo fatica, ma trovando l'area così vuota è molto più facile anche per Dalton penetrare, poi se è in giornata può far male a tutti. Sì, diciamo che Bassano l'avevo visto anche contro Aquila Basket e diciamo che ha una forza in attacco e comunque anche fisicità che può anche permettersi di essere un po' meno intenso nella fase difensiva, che in ogni caso riesce lo stesso ad essere efficace. Se dovessero aumentare l'intensità in difesa probabilmente le partite finirebbero a 5 punti per gli avversari e 150 per loro, mi sa. Sì, sicuramente loro hanno sempre 2 tiri in attacco a loro favore, perché il rimbalzo in attacco è quasi sempre preda loro, con Sunday che la fa da padrone sotto canestro. Adesso è uscito Sunday, ma è entrato Nicolò Capozzo, che non penso che lo farà rimpiangere molto. Entra dentro e ne appoggia subito 2 con un bel taglio sulla linea di fondo. Imposta Nuresi, passa la metà campo, sempre braccato da Ipino, la prende Carli, prova ad andare dentro, si prende un fallo sul tentativo di stoppata di Busa, non riesce a concretizzare un gioco da 3 obiettivamente difficile. Buona però l'azione di Carli, senza paura si attacca e poi appunto abbiamo anche ricevuto questo fallo. Sì, credo che sia importante attaccare il ferro anche per provare a aumentare il numero dei falli. Intanto mette il primo della difesa, anche se la partita è sostanzialmente corretta, 3 falli a 3 minuti e 55 sul cronometro. 2 su 2 di Carli, riscatta lo 0 su 2 di prima. Si riporta nella sua media liberi. Blocco a centrocampo di... Palla persa, infrazione. Blocco a centrocampo di Capozzo, che però è troppo alto. La presenza di Carli induce all'infrazione di campo sul palleggio. Intanto esce Carli, entra Ziller. Buono Ziller fino adesso. Sì, buono Ziller, si è visto anche in attacco e in difesa sappiamo che le mani le mette sempre, e l'attacco è dove ha qualche qualche timore in più, e invece si è subito visto anche in attacco partecipare attivamente. Grande sì, Civettini la fa e la disfa, prima l'ha persa, deve fare attenzione, la seconda volta che rischiava l'infrazione di passi, prima è riuscito a tenere il corpo, adesso gli è scivolato un attimo il piede e l'arbitro l'ha subito ravvisata. Va dentro, ma intasiamo bene l'area, poi la butta fuori Capozzo, va dentro Caldiero, da 2 Gasparri. Un'altra persa un po'
un po' stupidina perché penso che abbiamo pestato la linea. Torrisi pesta la linea e genera la persa sulla rimessa. Rientra Cela, esce Pietro, Civettini. Esce bene, la spara Ipino, poi riparte Cela, lunga per Torrisi che non riesce a finalizzare. Era una buona azione, Mirko. Sì, buona azione, sono quei peccati che non si possono lasciare lì, non si possono commettere, bisogna fare canestro sempre lì. Ha voluto usare la sinistra a tutti i costi, doveva usare la destra forse il nostro Torrisi. Lui è mancino, si è sentito più a suo agio con la sua mano forte. Ancora un blocco a centrocampo di Capozzo, finta. Busa scarica fuori, Gasparri prende il rimbalzo Stiller che la dà a Frenes. Esagera nel movimento Busa, fallo su Nuresi. Quarto fallo ospiti. Vedo che Mirko puntano tanto sul rallentare il palleggio in uscita dal centrocampo. Sì, loro non vogliono farci correre, però rientrano, diciamo, al piccolo trotto, per fortuna nostra. Abbiamo fatto già 2 o 3 contropiedi, potevamo concludere un po' meglio. Rientrano un po' lenti, però vedo che sono molto aggressivi a centrocampo. Ho sentito anche che hanno chiamato a un certo punto anche il nero, quindi un tentativo di pressing. Andato male le prime 2 volte, vedremo se riusciranno a perfezionarlo andando avanti. Carli attacca Capozzo, la da fuori per Dalmonego, vorrebbe andare dentro ma non trova lo spazio. Passaggio per Cela, intercettato, la corre il numero 48 Gasparri, ne appoggia 2 in contropiede. Persa di Frenes e altri 2 punti. Non dobbiamo giocare così perché altrimenti ci massacrano. Ancora siamo un po' in confusione. Dentro miracolosamente non fa canestro, ma prendono il rimbalzo Gottardi e sono un parziale di 6-0 in un secondo. Valerio litiga un po' con la palla, poi passaggio pericolosissimo a Stiller che la dà dentro a Carli, fuori per Dalmonego che prende il centro, pallombella, non va. Capozzo, siamo già dall'altra parte, Calderiero, Busa, no, Gottardi, scusate. Blocco di Capozzo viene sempre alto a fare il malinteso, adesso Carli, Frenes, sbaglia l'appoggio al vetro, intanto siamo già dall'altra parte, Capozzo ne appoggia 2, Ziller lo tocca, sarà libero aggiuntivo. Fallo giusto, peccato per questi 10 punti regalati. Minuti di follia. Sì, un minuto passato male. 1 minuto e 10 sul cronometro, in lunetta Nicolò Capozzo, concretizza il gioco da 3. Dalmonego, parte veloce, gliela toccano, colpisce col piede. La palla finisce con una persa sul fondo. Siamo andati un po' in difficoltà, più mentale che altro, cioè siamo un po' nel panico, non sappiamo più cosa fare. Abbiamo fatto 2 errori stupidi su un passaggio, loro ci hanno puniti e dopo ci siamo disuniti. Si riparte con una rimessa da centrocampo. Carlana, imposta. Capozzo viene sempre a fare il blocco altissimo, La dà a Gottardi che si gira bene sulla linea di fondo, ne appoggia altri 2. Imposta a Frenes. Prova a passare il centrocampo, balla sulla linea pericolosissimamente, rischia il passaggio, l'anticipo Celo, poi riesce a andare dentro e a metterne 2. Siamo già dall'altra parte e recupera miracolosamente Dalmonego che riesce anche a farla toccare all'avversario.
Magata dal Monego. Bravo Dalton, soprattutto per la voglia che ci ha messo, premiato. Ci hanno messo un secondo, cioè neanche preso il canestro, che eravamo già da questa parte, non riusciamo neanche noi con gli occhi. Non so se il nostro cameraman Yuri Nuresi è riuscito a girare così velocemente la telecamera. Intanto rientrano sul terreno di gioco Torrisi e Nuresi. Imposta dal Monego, perde sulla pressione, poi prova a riprenderla, fa fallo, canestro, non è successo, non è andata bene come prima. 15 secondi e 9 sul cronometro, 32-15, quinto fallo di Rottagliana. Dal Monego è il, vediamo, primo. Bene così. In lunetta Carlana, che è forse il più piccolo di statura, ma non per questo non sia pericoloso. Siamo già dall'altra parte con Cela, Torrisi, Carli, Nuresi, buona circolazione veloce, Torrisi sì, Cela la prova, non aveva spazio, finisce così il primo quarto, 33-15. Ci siamo un po' disuniti. Sì, abbiamo preso un brutto parziale di 10 punti in poco più di un minuto, altrimenti non eravamo nemmeno tanto lontani e non abbiamo nemmeno giocato male, anzi. Adesso ci servirà una super difesa per stare sotto i 100. Se questo è finito 33. Dobbiamo semplicemente non perdere la testa, non concedere canestri facili e veloci. In un minuto hanno fatto 10 punti, quindi bisogna continuare a giocare con calma, pensando, non rischiando passaggi, stando vicini. Quella è l'unica soluzione, soprattutto non disunirsi e non demoralizzarsi. Se pensiamo di poter fare un passaggio che taglia tutto il campo lateralmente, loro direi sono molto furbi in questo. Che è difficile che arrivi a destinazione. Sono molto furbi, veloci, hanno braccia lunghe, difficile riuscire a fare un passaggio così. Comunque belli da vedere in attacco. Hanno molte soluzioni e bei giocatori. Sì, decisamente, sono spaziati bene, pronti sempre a ricevere fuori, tiro da 3 sempre pronto. Sotto canestro non manca mai il taglio, non manca mai il taglia fuori, impostata benissimo come squadra. Bene, tutto è pronto per il secondo quarto. 33-15. I coach stanno ancora dando le ultime indicazioni ai loro quintetti. Si riparte con la palla per il possesso alternato. È di Bassano, Mirko? Sì, Bassano. Ritorna Sunday Simon assieme a Butnaru, Carlana, Mayfield, De Mario e Gottardi. Parte subito De Mario, braccato da Carli, prova anche qua blocco alto, poi va dall'altra parte. Gottardi è pronto in punta, dentro per Sunday. 3 secondi. Lusso. Regalino in avvio di quarto. Pensavo fallo io. Sarebbe stato fischiato un secondo dopo, credo, perché Cela aveva le mani sulla schiena. Gottardi parte veloce, appoggia dal vetro, 2 punti. Intanto proviamo a rendere pan per focaccia, ma Gottardi è ovunque. Cela ne appoggia 2, si lamenta un po' con l'arbitro perché voleva un fallo. Intanto riparte sempre dentro prova a contrastarlo. Riusciamo in qualche maniera a
passaggio intercettato dal 57 Butnaru. Gottardi sembrava pestasse la riga, ma viene convalidato da 3. Partita a ritmi alti come sempre nella categoria, si va da una parte all'altra ai 100 all'ora. Intanto Nuresi E alle prese con Sunday. prova a farla passare dove non c'è spazio. Riparte Gottardi in super ispirato in questo inizio quarto. Ne appoggia altri 2. Intanto vola 40-17 Bassano. Ferma il palleggio Nuresi. Torrisi, Nuresi. Deve attaccarlo. Buon taglio per Cela, che però nel traffico sbaglia l'appoggio. Dal Monego prova a contrastare efficacemente Carlana, poi però non c'è nessuno che prende il rimbalzo. Poi alla fine arriva Cela, mette tutti d'accordo, la fa sua. Dentro Nuresi dall'altra parte, prova da 3, il ferro dice di no. Sunday da solo se la porta giù. De Mario la imposta, passa al centrocampo. Sembra un paradosso, ma noi dobbiamo attaccare Sunday. E Sunday è fuori posizione e abbiamo un mismatch a nostro favore, dobbiamo sempre attaccarlo. Sì, giocando un po' più alto, se lo attacchiamo nel palleggio, adesso Nuresi dovrebbe berselo a colazione. Invece si fa un po' intimorire dalla fisicità di Sunday. Si fa prendere un po' la sprovvista sul rimbalzo, Carli non riesce a controllare la palla, poi la stessa esce e rimessa dal fondo per Bassano. De Mario. Cela prova a oscurare Sunday. L'ha provata in tutti i modi, gli hanno fischiato il fallo. Sì, fallo giusto, però ci sta a combattere sotto. Chiama il secondo timeout Riccardo Magnocavallo. C'è da aggiustare un po' di cosette. 42-17, 7:23 sul cronometro. Dobbiamo approfittare di questa situazione in cui c'è Sunday fuori dall'area e dobbiamo batterlo e da lì con un vantaggio trovare l'uomo libero, sfruttare il raddoppio a nostro favore. Non possiamo non attaccare questo lungo da 2 metri che sta fuori dai 3 punti. Sì, c'è un po' la staffetta Bassano fra Sunday e Capozzo. Sì, Capozzo lo vedo più mobile, un po' più dinamico. Un po' più dinamico. Sunday invece lo vedo molto più piantato e meno presente in difesa. Capozzo è molto veloce, anche mobile, nonostante sia comunque alto. Diciamo che Sunday ha molta consapevolezza delle sue doti fisiche e si piazza in mezzo all'area in attacco e basta buttarla alta e lui la prende. E per questo risulta un po' meno mobile, un po' meno dinamico rispetto a Nicolò Capozzo, che l'ho visto muoversi un po' più energicamente. Ma su tutti e 2 i lati del campo, sia in attacco, ha fatto 2 tagli fatti bene sul fondo, in difesa è più mobile, aiuta, recupera. Si riparte dal fondo. Blocco di Sunday per De Carlo, riceve da 3, tira, schema già visto prima. La salva, la butta per aria, la prende Sunday e poi la finisce Gottardi, credo. Intanto rimposta Rottagliana, Nuresi passa a centrocampo, Torrisi gioca altissimo Sunday, come mi hai fatto notare tu, però rientra anche, stoppa Dalton. Ma gli abbiamo dato il tempo di rientrare, non possiamo dargli il tempo di rientrare, dobbiamo attaccarlo in un secondo e essere a canestro. Man mano che aumentano le categorie e il livello degli avversari, la velocità al tiro è una dote fondamentale per riuscire a far canestro. Se non sei veloce, canestri non ne fai più. Nuresi prova a entrare, viene chiuso, chiude bene Bassano, Macela. Scadono i 24.
non se ne erano accorti, non l'avevano probabilmente è sfuggito un po' a tutti il cronometro dei 24, anche perché non succede spesso che finiscano i 24 secondi, le partite sono talmente veloci. Sunday sbaglia, però fa la voce grossa sotto le plance, si prende il rimbalzo e la appoggia. Parte velocissimo Mattia, il copione è lo stesso, gli Ecco, fa il giro, adesso abbiamo un vantaggio, non siamo riusciti a tenerlo. la passa Carli che prova ad andare dentro, Bravo Jacopo. sbaglia, rimbalzo di Sunday, riparte dall'altra parte con Duscio che ne appoggia due, velocissimi, ci hanno tagliato a metà la difesa. Sì, loro corrono super velocemente. Non riusciamo a infilarli come facevamo nel primo tempo, hanno un po' sistemato la difesa, mi sembra. Il coach di Bassano ha detto va bene tutto, ma non proprio tuttissimo. Mi sembrava alta, ma No, l'ha per lui intercettata, no. l'ha presa. Nulla è alto per lui, mi sembra di capire. Fuori cella per Ziller. Tranquillo Giulio, te lo lasciano. Ha chiamato la marcatura su Sunday. Rimessa dal fondo dal Monego. Non so cosa si stia aspettando. Dal Monego per Nuresi che ha sempre contro Sunday. Dovrebbe cercare di approfittare un po' della sua velocità per metterlo un po' in difficoltà, anche se devo dire che non è proprio lento, pur essendo molto alto. No, non è lento, appunto per questo dobbiamo approfittare del momento in cui è lontano, impedirgli, dargli il tempo che torni sotto. Adesso porta sulla palla Sunday, la passa a Duscio, taglio dei Butnaru che fa una splendida giocata, esalta la panchina di Bassano. 50 punti in un quarto d'ora. Siamo a 5 minuti, persa, parte Gottardi, manda al bar Torrisi e ne appoggia due, facili. Carli, Ziller, prende un po' di paura nel tiro, si è sembrato un po' intimorito. Intanto iniziano a divertirsi i ragazzi di Bassano, mi sembra. Non riesce a Butnaru il passaggio a Gottardi sotto canestro per appoggiarne due facili. Esce Sunday, entra Ipino mentre entrano Perenthaler e Luca Pilati, mi sfuggiva il nome, scusate. Pilati, Ziller, dal Monego, passaggio sporcato. Secondo me c'era anche infrazione di campo. Forse l'ha visto sporcato. Area libera. Dal Monego. Non è valido. Non era in azione, mi sembrava avesse già raccolto Dalton quando gli hanno fischiato il fallo, probabilmente era stato un attimo prima che raccogliesse la palla per il tiro. Punteggio 52-17, 4-22 sul cronometro. Beh, diciamo che li abbiamo tenuti per 3-4 minuti e poi è successo quello che è successo. Nelle altre partite succede magari nel terzo quarto, oggi è successo a fine del primo. Sì, ma ci siamo più che altro proprio disuniti, non è che siamo calati, ci siamo disuniti. E ognuno ha giocato per sé, due passaggini non benissimo e loro ovviamente sono una macchina in attacco incredibile. Molto forte in attacco, sbaglia due tiri, poi non riusciamo a far nostro il rimbalzo, rimessa a Bassano, Pilati e Ziller non riescono a tirar giù il rimbalzo. Adesso Magno Cavallo aumenta l'intensità sotto canestro e a rimbalzo con De Pretto, il nostro Dennis Rodman. Schema sotto canestro, Gottardi sbaglia, si prende il rimbalzo, si riprende spazio, subisce fallo, ha fatto tutto diciamo in questa azione. E noi poco, un taglia fuori bastava e no.
va in lunetta Gottardi. Intanto si prepara sul cubo dei cambi Nicolò Capozzo. Come li giri quelli di Bassano, comunque non è che possono entrare proprio dei giocatori. No, diciamo che entra sempre. Cioè, il coach, se vuole abbassare un po' il livello, non sa come fare. Deve giocare in 4. Non so, non ho visto se ha fatto 2 su 2 perché ero qua che chiacchieravo. Rimessa Pilati dal Monego. Pressano alto. Dal Monego prende il centro. Si ferma. Cerca qualcuno. Perenthaler dentro per De Pretto. Torna fuori da Perenthaler. 8 sul cronometro. Gliela toccano, persa. La passa in qualche maniera, non sappiamo come. Tutto facile. 2 contro 1. Perenthaler gliela tira addosso, ma non riesce il gioco perché gli carambola addosso di nuovo e la rimessa è di Bassano. Rimposta con Ipino. Dentro per Capozzo che la appoggia fuori. La tocca Dalton per Carli che va via in velocità. E ne mettiamo 2 noi, azione di Carli ai 100 all'ora, è riuscito a superare tutti e appoggiarli al vetro. Dobbiamo approfittare del loro rientro lento e non sbagliare queste cose qua invece. Busa, la fa girare per Ipino, Capozzo, dentro per Busa, sbaglia. Dobbiamo mettere mani lì sotto il canestro, loro provano a entrare nel canestro con le mani proprio perché adesso stanno facendo un po' di leziosità sotto canestro, vogliono proprio liberare l'uomo sotto comodo che faccia 2 punti facili. Spesso gli riesce, dobbiamo mettergli un po' di manine. Sì, un po' più di intensità, un po' più di voglia sotto. Anche oltre il consentito. Bisogna difendere forte contro i ragazzi di Bassano. Per fargli. Tanto Dalton gira e rigira, la dà a Pietro Civettini che la spara cortissima, non so se gliel'hanno toccata. Riparte Bassano, ritornano veloci questa volta, dentro per Capozzo contro Civettini, parte come un treno, porta via tutti, si prende il fallo, non riesce a appoggiarne 2, andrà in lunetta. Era impuntato Pietro, ma Capozzo ha portato via tutto quello che c'era da portare via. 55-19, 2 minuti e 06, 3 falli a 2, Capozzo in lunetta. Buono il primo. Con il mismatch contro Civettini, anche se non c'è stato un cambio, ci sono trovati 20 centimetri credo e oserei dire 20-30 kg di differenza. Quindi sbaglia il secondo. Caldieraro, la prova da 3. Entra anche questa. Pilati prova il passaggio lungolinea, oggettivamente difficile. Rimessa di Frenes. Non sa chi darla. Se non la dà nessuno, ecco. Si fa vedere Perenthaler. Brutto cliente per Perenthaler. Un passaggio, la fa sua Capozzo che prova a schiazzare. Bravo Nicolò, facci vedere un po' di spettacolo. Comunque a rimorchio è arrivato il numero 57, se non sbaglio, Butnaro, che ha concretizzato l'attacco. 61-19. A questo punto io ne perderei un'altra a centrocampo per Capozzo per vedere se ci schiaccia giù un qualcosa nel canestro. Riparte veloce Butnaru. Vabbè, va giù tutto. Canestrone di Busa, ha ragione lui perché gli ha messo le mani anche in tasca a vedere se aveva il portafoglio. L'arbitro ha lasciato andare. Capozzo ci ha preso gusto con Perenthaler, vuole rubargliela ogni volta che palleggia, stavolta
c'è stata infrazione di un'infrazione. Troppo alta l'intensità, troppe mani addosso. Rischia tantissimo Frenes, infrazione di campo, poi perde la palla, va da solo Caldieraro e appoggia altri due. 57 sul cronometro. Prova ad andare dentro Frenes, ferma il palleggio, la dà per Enthaler. Brutto cliente sempre per Enthaler. Dentro per Droid che viene stoppato, riparte velocissimo Bassano, ne appoggia altri due Caldieraro che si sta facendo un buon bottino in questo finale di quarto. Torniamo su con Frenes, prova a fare il giro al suo, spinge un po' troppo Caldieraro, subisce il fallo Valerio, ospiti in bonus, ma mancano 23 secondi sul cronometro, 14 su quello dei 24. Ci sarà ancora un possesso per Bassano. Direi che abbiamo fatto pochi punti questo quarto, Mirko. Sì, siamo in campo con un quintetto un po' sperimentale, oserei dire. Diciamo che i coach hanno deciso di far giocare tutti in questo finale di quarto. Era fuori secondo me. Ovviamente la recupera, di solito è un contropiede quando si recupera, per Bassano invece è sempre un canestro. Duscio finisce a 69-19, che se fosse finita qua sarebbe un gran risultato, ma sì, ne mancano altri due quarti. Purtroppo sì, speriamo calino un po'. Sì. Ricordiamo che il primo obiettivo ce l'abbiamo.
Era il 1000? Era il 1000? 1000 metri? No, 1600. Eccoci di nuovo in diretta da Mezzalombardo, campionato Under 15 Eccellenza. Si riparte il secondo tempo, terzo quarto, punteggio 69-19. Severo, molto severo. Severo, ma mi sa che è anche giusto, Mirko. Sì, giusto, sicuro. Ci sono alcuni punti regalati, ma sicuramente merito pieno alla squadra di Orange Bassano. Diciamo che il primo quarto benino, il secondo quarto decisamente da dimenticare. Partiti, Nuresi in posta, Torrisi la chiama Carli, palleggio di troppo. Siamo già dall'altra parte che raccogliamo da in fondo alla retina 2 punti, non dobbiamo palleggiare troppo con questi di Bassano. Prova ad andare dentro Carli, la prova a dar fuori, persa, la butta su, Dal Monego è rientrato bene, prova a correre il campo, vede un buco, va dentro, ne appoggia 2 anche lui. Si riparte veloci, si corre su e giù come nel primo tempo. Gaspari per balla sul ferro, ma la riprende, la sbaglia 2 tiri direi facili, poi c'è la dà una manata, la tocca anche Sunday, rimessa a Rotagliana, si salva in questo caso. Cela che corre veloce, la dà a Carli, secondo ferro, De Mario non la controlla, esce, peccato, si riparte dal fondo con rimessa Rotagliana. Nuresi si fa vedere e si iscrive a referto anche lui. Non si è fatto intimorire, l'ha buttata un po' alta, aveva paura della stoppata, ma è riuscito lo stesso a portare a casa il canestro. La spara da 3, non tocca neanche il ferro, un po' sorpreso Torrisi. Intanto dall'altra parte Cela smazza un altro cioccolatino a Carli che questa volta non sbaglia. Sono rientrati un po' allegri ancora Orange, vediamo se di nuovo stringono poi in difesa. Impietoso la battaglia a rimbalzo con Sunday per Andrea Cela che le prova tutte, però quando uno è più alto di un po' di centimetri. Buon taglio di Dal Monego che appoggia altri 2 punti, un po' più vivaci a canestro nel secondo tempo. Almeno andiamo al ferro, proviamo. De Mario prova a entrare, è facile lo scarico su Sunday che l'appoggia, 2 punti facili ancora. Anche se abbiamo guardato il tabellino, non aveva fatto sfracelli nel primo quarto. Torrisi per Cela, prova a sparare da 3, non prende il bersaglio. Passaggio fuori misura adesso di Gasparri che lascia il campo a Calderiaro. Rimessa per Nuresi, porta sulla palla, prolunga il palleggio, trova l'imbucata di Cela che l'appoggia, però balla sul ferro, esce intanto De Mario, la butta dall'altra parte ad Uscio che va fino in fondo, lui non sbaglia, riparte veloce Mattia. Cerca di nuovo il varco giusto, Ziller, Carli in post contro De Mario, lo chiude bene, poi trova il guizzo e i 2 punti. Buona giocata di Carli. Sì, buon movimento sotto, non dobbiamo aver paura. Dal Monego salta
tutto quello che può, va a stoppare Ziller, Carli. Buona azione dei nostri ragazzi, si esalta il pubblico, forza Rottagliana. Oh, finalmente anche il pubblico si accende un attimo. De Mario da 3, secondo ferro, rimbalzo Dalton, corre Nuresi, De Mario gliela rapina e va a prendersi 2 punti. Cela, si fa vedere Carli, difende De Mario, Carli attende un attimo, mette ordine, Cela chiama il blocco, poi si mette in proprio, vede il ferro, dal Monego porta giù il rimbalzo, finta su Nuresi, poi prova ad andare dentro, fuori misura al tiro, il flotterino del Dalton non è andato a bersaglio. De Mario dentro, si gira bene, Duscio buca l'anticipo Nuresi e si trova da solo sotto canestro, fa una giravolta, ne mette 2. Cela, Ziller se la sente, purtroppo non tocca il ferro, esce sul fondo. Sembra una partita di un 3 contro 3 più che un 5 contro 5. Si difende in pochi, si attacca in 3 e vediamo cosa succede. Un contropiede di Bassano, un contropiede nostro, vediamo. Sì, diciamo che sono saltati un po', come si suol dire, gli schemi, si gioca un po' allegri. Sì. Io a questo punto, fossi il coach di Bassano, metterei di nuovo Capozzo per vedere se mette una schiacciata. Cella intanto tira giù un rimbalzo su Gottardi, il top scorer della serata. Manovra Cella che la dà a Nuresi, se la sente da 3. Nuresi sgancia la bomba. Mattiangelo, Nuresi. Un po' più vivo anche il pubblico, fuori fa girare bene Carlana, prende l'aria, un po' corto il tiro, Cella va fuori, Ziller corre, vede Carli, si ferma, appoggia il vetro. Buon bottino per Carli in questi 3 minuti. Chiama il time out coach Bordignon, vuole parlarci sopra. Sì, non stanno difendendo fortissimo come ho visto, puntano più sull'attacco che sulla difesa. Ma diciamo che è un po' quello che dicevamo prima, non è che vogliono sprecarsi in difesa, gli piace giochicchiare in attacco. Ma da allenatore ti assicuro che vedere che i tuoi non difendono è una brutta cosa da vedere dalla panchina. Sicuramente, anche perché questo probabilmente il campionato lo porteranno a casa in maniera, sembrerebbe, anche facile, ma poi quando le partite saranno vere, sei abituato a giocare un po' al piccolo trotto, sarà un po' più difficile ritrovare l'intensità che ci vuole per concludere un campionato eccellenza a livello nazionale. Sì, se vinceranno quasi certamente il loro campionato Gliela guffiamo. No, non guffiamola, perché se lo meritano tutto, cioè siamo una grande squadra. Dovranno andare a confrontarsi con altre squadre, direi decisamente di un'altra caratura rispetto a quelle che hanno incontrato in questa prima fase. Un po' più attrezzate di Rottagliana Basket, credo che ce ne siano in giro. Sì, ce ne saranno sicuro, ma non possono dare nulla per scontato. Se non ti alleni a difendere, non puoi improvvisare dopo e pensare di riuscirci. Bacchettata Bassano di coach Trapin. Vediamo come rientra in campo Carlana, in posta, va dentro Duscio, si riparte dal fondo. Hanno uno schema preciso ancora, l'uno che blocca per il 47, esce in angolo. Il 47 è bloccato per l'1, prova il gancio cielo, poi Frenes gli mette una manata, in qualche maniera gliela porta via, rischia la persa con una palla alta. Ziller per Enthaler, non tira Frenes, il ferro gli dice di no,
poi un po' di foga a rimbalzo ormai preso da Caldieraro, il quarto di Ziller. Mi sono perso gli altri, credo, ero più concentrato. Sì, sono Bravo Carli. Carli intercetta il passaggio di Carlana, poi Ziller prova a appoggiarla lungo sul secondo ferro, rimbalza, intercetta Ziller per Torrisi, Perenthaler, Torrisi prova ad andare dentro, subisce il fallo, peccato perché si era trovato un buon varco. Intanto si prepara sui cubi dei cambi Capozzo per Orange One e Civettini per Rotagliana Basket. Alza il quintetto, Orange Bassano. Esce 1,70 m forse di ragazzo, entra 1,90 m abbondante. Esce Carlana, entra Capozzo. Passaggio telefonato, è brutto. Prova quasi a schiacciare anche Caldieraro, il capitano di Orange One Bassano, Sebastiano Caldieraro. Provano a dare un po' di spettacolo i ragazzi di Bassano. Noi siamo ben felici di vedere questi gesti atletici. Sì, vorrei vedere una bella schiacciata, così vediamo se i nostri tabelloni, i nostri canestri sono collaudati. Abbiamo anche quello di scorta qui al Pala Mezzo Lombardo, Pala Rotagliana. Non vorrei vederti che sostituisci il vetro del tabellone comunque. Penso che la partita andrebbe un po' per le lunghe, ma speriamo che non accada, ma fortuna abbiamo sempre con noi il C'è Fausto pronto ad intervenire. Il mitico Fausto Dalmonego della famiglia Dalton, pronto a ogni evenienza. Intanto time out. Chi l'ha chiamato, Mirko, che mi sono perso? L'ha chiamato Rotagliana Basket, coach Magno Cavallo e coach Tavoglio. Provano ad allenare la loro squadra in questa partita che sarebbe stato bello prendersi lo scalpo della capolista, però obiettivamente Un'altra volta succederà al ritorno, credo. Speriamo siano ancora capolista Bassano per fare l'impresa. Pronto per il rientro in campo delle squadre, 3 minuti e 22 sul cronometro, un fallo a testa, un po' vacanza questi 7 minuti, Mirko. Sì, dicevo, Solo schemi pochi. Solo 2 falli. 36-83. Siamo un po' svegliati in fase offensiva, loro hanno un po' rallentato. Bene così. Almeno comunque fa morale. Va bene, fanno tutti felici. Intanto Frenes ha un brutto cliente, ci mette troppo a oltrepassare il centrocampo. Intanto prepara dei cambi Magno Cavallo, cambia i play, esce Perenthaler e Ziller, entra Nurese Dalmonego, play guardie. Si parte con una rimessa per l'infrazione di 8 secondi, prova l'anticipo Nuresi, lo sbaglia di un soffio, prende un rimbalzo Capozzo e appoggia 2 punti, riparte Nuresi. Buona imbucata per Dalmonego che fa un reverse. Intanto siamo dall'altra parte. Rischia la persa Carlana, poi va dentro Caldieraro. Altri 2 per Bassano. Nuresi. Nuresi manovra, prova, finta il consegnato, la dà fuori a Carli che prova a prendere velocità, va dentro.
appoggia 2 con l'end one, va in lunetta. Bella partita di Carli in attacco oggi. Sì, molto, molto ispirato, propositivo, attacca sempre, non ha paura. Intanto si preparano Cela, Capitan Cela. Qualche fastidio nelle scorse settimane per lui, mi sembra recuperato. Sempre tanta energia del capitano. Pronto anche De Pretto, probabilmente sarà Carli a dover rilasciare il posto. Concretizza il gioco da 3 e va a riposarsi in panchina e a prendersi un bravo dal coach Magnocavallo. Si riparte, Capozzo porta su lui. Civettini, energico, va fino in fondo, sbaglia, tira giù il rimbalzo Cela, lo dà a Nuresi che prova a correre il campo, recuperato, rientra Capozzo, intercetta il passaggio per Cela, troppo lento in questo contesto. Buono Cela in difesa in questo caso. La palla gira troppo veloce, la lingua non ci sta dietro. Gottardi prende il rimbalzo, ne mette 2. Penso che ha fatto un bel bottino anche Gottardi in questa occasione. Capozzo prova a prendersi di nuovo la palla. Nuresi non se la fa soffiare. Cela, Gottardi, molto buon blocco di Civettini. Nuresi prende il centro. Tabella da 3. Da un po' di morale il punteggio adesso, prima è stato un quarto impietoso, il secondo, un parziale di 36-4 se non sbaglio. Adesso Gottardi prova anche lui a mettere arriva come un falco a prendere il rimbalzo, poi rimbalzo su Duscio dal mid range, non sbaglia. C'è la prova ad andare dentro, si mette in proprio. Droid prova a dargli una manata di tap-in, se riusciva era il canestro dell'anno. Prova a fare una magata, niente. Peccato, se lo merita anche Alessandro un canestrino. Tanto impegno, tanta energia per Alessandro sempre nella difesa. Nuresi, Cela. Aggressivo Nicolò Capozzo, ne fa saltare 2. Nuresi e dal mid range anche lui appoggia altri 2 punti. Bella giocata di Mattiangelo, un po' in ombra nei primi 2 quarti, si sta rifacendo con gli interessi in questo terzo quarto. 9 sul cronometro. Gottardi direi ha fatto un saltino, mi sembrava un'infrazione di passi. Vabbè, vanno bene altri 2 per lui. Siamo ancora sotto i 100, 93-46. Mirko, ce la facciamo a tenerli? Un minutino. Vabbè, 93-46 il punteggio. Andiamo a vedere magari un po' di parziali. Allora, il primo quarto è 33-15 per Orange One, il secondo quarto 36-4 e abbiamo vinto il quarto e il terzo quarto l'abbiamo vinto 27-24, direi che tutto sommato 27 punti in un quarto, direi che 27 punti in un quarto sono tanti, loro ne hanno fatti 24, penso che possiamo anche essere contenti di questo piccolo risultato. Ovviamente abbiamo visto che la partita è andata via un po' così, giocherellona. Sì, la difesa appunto, soprattutto dalla parte di Bassano, non è stata sicuramente fortissima. I 24 punti di Bassano invece si sono tutti guadagnati perché noi in difesa stiamo anche lavorando il più possibile, ma loro con i secondi tiri, con i rimbalzi in attacco sono veramente fenomenali. Intanto un po' di tabellini. Carli top scorer Rotagliana con 19 punti. Ottima soddisfazione. Andrea Dalmonego con 11, Mattiangelo Nuresi con 10, Andrea Cela con 4 e Leonardo Torrisi con 2. Mentre per i ragazzi di Bassano abbiamo un Gottardi da 22 punti,
poi Simon Sunday scusate, con 12, Duscio 12, Caldieraro 11, Gasparri 6, De Mario Juan Maifeld 4, Lucas Butnaru 9, Ipino 2, Carlana 5, Capozzo 8, Busa 2. Tutti a riferto tranne Loris Manuel Velez che non è ancora entrato, probabilmente per dei problemi fisici. Torna in campo Sunday, palla per lui sotto, infrazione di passi, parte con una persa Bassano in questo quarto. Suona la carica Capitancella. Torrisi imposta, finta, va dentro dal mid range, spara e 2-0 nel quarto. Parte De Mario, braccato da Carli. Blocco di Sunday, si prende la punta, spara tabella e giù. Un po' di presa in giro dalla panchina per il tiro di tabella di De Mario. Intanto dal Monego Cela buca l'anticipo per Enthaler. Cela prova ad andare dentro, gliela toccano, Carli non riesce a far sua la palla perché Sunday è intervenuto con energia. De Mario va dentro, circumnaviga, extra pass, Bravi. e da 3 la spara Butnaru, si porta in doppia cifra. De Mario prova a fermare la palla, troppa energia, si prende il bravo della panchina, lo vogliono più energico in attacco. Dal Monego parte come un missile, si ferma, Carli prova ad andare dentro, Sunday ha le mani lunghissime, lo stoppa. Ha preteso un po' troppo Carli in questa occasione, ormai c'era sotto. Torrisi cerca il tiro in tutti i modi con De Mario Mayfield addosso che lo limita molto bene. Riparte Bassano con Sunday, pronto ad aspettarlo Capitancella che gli ruba la palla, fallo, sembrava chiede l'antisportivo dal Monego, l'ha fermato sulla ripartenza, potrebbero starci gli estremi. Antisportivo confermato. Conferma la richiesta, la visione di gioco di Dal Monego, che adesso sta facendo anche il corso arbitri, quindi se ne capisce. Era contropiede 1 contro 0. Non era difficile questa vista. Cela in lunetta da solo per i due liberi. Un po' lungo. Peccato, potrebbe essere un potenziale gioco da 6 punti se ci fanno anche il fallo sulla tripla. No, sbaglia anche il secondo Andrea Cela, un po' sconsolato. Pronto la rimessa dal Monego. Destra possesso dell'antisportivo, Cela fa spazio, malinteso con Dal Monego, finisce con 0 punti questo antisportivo, peccato. Sunday ancora si ripropone il duello, Cela ci ha preso gusto, però stava per confezionarsi il giochetto. Torrisi porta sulla palla, passaggi un po' molli. Adesso Cela riesce a mantenere in campo la palla. Torrisi palleggia, prende la punta quasi, la spara, purtroppo un airball. Bisogna farla girare veloce la palla e pochi passaggi e pochi palleggi. Sì, non dobbiamo demoralizzarci. Adesso non ho capito come sta giocando Bassano con il suo centro che porta palla alla Jokic, per capirci. Sì, gioca secondo tempo come Milano con Heinz quando faceva il central play. Quasi sì. Persa, poi la buttano per aria. Dalton rapina Sunday, la perde, gliela ridà De Mario.
Ne appoggia 2, peccato. Carli prova ad attaccare, la da fuori per Torrisi che la smista per Cela. Blocco di Carli su Cela. Manata quando raccoglie. Intanto 100 per Bassano. Arrivano a 100 i ragazzi di Bassano, 7 e 10 sul cronometro, Cela in lunetta, 48 punti Rotagliana. Vediamo se saprà alzare un po' le sue percentuali dalla linea della carità. Giù il primo. Dai Cela, portaci a 50. Corto il secondo. De Mario tira giù il rimbalzo. Vuole altri 2 punti nel suo tabellino. Non ci ha messo tanto a farli. È partito. Adesso Carli prova a rispondere Pan per Focaccia. Sbaglia l'appoggio. Sunday prova a impostare. Lo provano a far palleggiare. Lo spinge Carli. Sembra Davide contro Golia. Rimbalzo di De Mario che prova a mettere i piedi a posto, spararla da 3. Sunday comodo, gli arriva tra le manone, la rovescia, extrapest sul Ipino, non spara. De Mario dentro per Sunday, 4 secondi sul cronometro. Sunday si gira, gli toccano la palla, finisce il tempo, tocca al ferro. Torrisi la sfiora, rimessa Bassano. Peccato perché l'avevamo portati quasi allo scadere dei 24. Schema, si posizionano i ragazzi di Bassano. Intanto esce Cela, entra Ziller, gravato di 4 falli. Vediamo se saprà contenere regolarmente. Ancora Sunday. Ne appoggia 2. Perenthaler va dentro. Sfortunato in questa occasione, era entrato con tanta energia per Alferro che gli dice di no. Va a prendersi il fallo però Luca sul rientro, viene spinto via da Carlana che accentua il gesto del braccio per tenerlo lontano. Gli arbitri lo vedono e fischiano fallo in attacco. premiato Luca per la voglia di difendere. Intanto imposta Nuresi. Buco. Trova delle praterie inaspettate, erano tutti lì che chiacchieravano, si guardavano un po' intorno. 5:40 sul cronometro, 104-51. Sunday ne ha 2 a turno, la passa fuori, se la fa passare così la tirano sul canestro, lui prende il rimbalzo. Sì, è un po' un loro. Buono Luca, ci stava. Perenthaler prova la tripla, non riesce il gioco a Carli che fa Sunday perché lui è un po' più basso. Intanto Torrisi nel andare a canestro mette la manona sul pallone, dicono gli arbitri, non è d'accordo Butnaru che dice ho subito fallo. Si riparte con una rimessa dal fondo per Rotagliana. Cambio quintetto sostanziale per Orange One, che ripeto comunque non è che cala molto la qualità, no. Se posso, non è che col secondo quintetto è entrato il cannoniere della giornata Gottardi, prova a passare Torrisi, da Danuresi velocissimo, Carli prova a prendere il rimbalzo, non ci riesce, tanto Gottardi intercetta il passaggio per Capozzo, corre il campo Nuresi, si ferma, cerca qualcuno libero, ragiona, torna fuori da Torrisi. Leonardo prova un'azione forzata un po' di Torrisi in questa occasione, poteva far girare un po' la palla. Riparte Gottardi. Sì, il risultato ormai non ha più niente da dire. No, non ha più niente da dire, però non serve nemmeno andare troppo oltre i 100, diciamo, possiamo ottenere, possiamo comunque ancora difendere, dai.
direi Queste palle che non si possono perdere nemmeno se perdi di 50. Stiller si mette in mezzo, Gottardi non riesce a trovare l'angolo giusto, ne nasce un rimbalzo per Rotagliana. Perenthaler riesce a farla passare miracolosamente, però non arriva a destinazione. Gottardi per Ormai giochiamo, difendiamo in Gasparri. 3. Carli prova ad andare dentro, ne mette 2, sentito anche una manata di Capozzo, non viene ravvisato il fallo. Arriva a Riparte- quota 21, può essere. Penso che Carrier Wright sicuramente in eccellenza. Cade Perenthaler, nulla di grave, rimposta Nuresi, Stiller, Torrisi, Stiller, Torrisi dentro per Perenthaler. Infrazione di passi per Perenthaler, peccato, si sarebbe meritato i 2 punti Luca. Però tant'è, si riparte 110-53, 3-14 sul cronometro, 4 falli gli ospiti, 0 i locali. Aumentiamo un po' di intensità in difesa. Tanto diciamo che dal mid range non ne sbagliano molte, Busa, Anche se rimpingua. sbagliassero ci sono i rimbalzisti, quindi possono Sì. tirare tranquilli. Dalton la spara sul muro di Gottardi, va, mette i 2 punti, si prende il fallo, va in lunetta. Si è fatto un po' ingannare dal passaggio Dalton. Vediamo un po' tabellino. Non ce l'ho aggiornato, ancora fermo al terzo quarto. Volevo vedere quanti punti aveva fatto Gottardi durante la partita. Dalton, un altro reverse, ben eseguito. Tira giù il rimbalzo Cela, la dà Stiller per Nuresi. Ma intanto gli direi una buona prestazione di Stiller al rientro dopo l'infortunio. Sì. Mi sembra si sia risparmiato per paura della caviglia. Stava fortunosamente mantenendo la palla in campo Nuresi con l'aiuto dell'arbitro, anche se non so se sarebbe stato valido. Si prepara intanto Pietro Civettini. Altri 2 cambi per Bassano. Esce Capozzo, entra Sunday, è una staffetta fra i 2 lunghi di Bassano. Due minuti e 15, la spara da 3, prende il rimbalzo Sunday che sbaglia ma lo riprende e rimette il canestro. Diciamo che con la statistica non ci siamo tanto perché il rimbalzo è sbagliato. Intanto Cela prova l'appoggio a Torrisi, manata e palla fuori. Dicevi che la nostra media punti segnati era di 60 punti, non siamo nemmeno lontani, nemmeno contro Orange. Siamo una macchina, ne facciamo sempre più o meno 60, sia chi che sia. Il problema è la difesa a sto punto, Mirko. Beh, oggi c'era poco da fare, diciamoci la verità. Sulle altre partite possiamo sicuramente migliorare. Sì, già sabato contro Salzano penso che bisognerà rimettere in carreggiata tutti i ragazzi per una prestazione Sì, speriamo anche decisamente nel recupero diversa. di Graziola, che oggi non è entrato. Infatti purtroppo non riusciamo, Rotagliana non riesce in questa stagione a presentarsi con tutti i ragazzi a referto. La tocca Sunday, la butta fuori intanto. Anche oggi un'assenza, Davide Graziola,
piccolo dolore al piede, ne ha limitato l'utilizzo. Tanto dal Monego si fa murare la rimessa. Tecnico. Ho pensato la riga. Siamo negli ultimi 2 minuti. Tecnico per il numero 47 Carlana, per, come dice il coach Rapin, molto fiscale l'arbitro in questa occasione, però ci sta. Era lì, era lo stava a un guardando, metro, esatto. Non poteva. Un bel arbitraggio, direi, oggi. Sì, partita facile. Partita abbastanza facile, però tutto quello che c'era da fischiare l'hanno fischiato. Sì. In maniera molto corretta, mantenendo la partita sui giusti binari. Quindi un bravo anche ai 2 arbitri. Si riparte dal fondo. Torrisi. (58-119), 1 minuto e 10. Magnocavallo incita i suoi. Carlana prova ad andare dentro, spende il fallo. Civettini Ci sta. Guadagna lì dal tiro libero, il canestro è praticamente fatto. fatto bene Pietro a mandarlo a guadagnarsi i 2 punti dalla linea della carità. Mette il primo. Bella manina Carlana, Sì. molto educata. Mette anche il secondo, quindi non cambia la sostanza. Parte Cela. Non riesce a concretizzare il gioco da 3, subisce fallo, andrà in lunetta. 55 secondi sul cronometro, 58-61, potrebbe portare il bottino a 60 punti, più o meno a metà di quelli di Bassano, che ne ha messi 121. Giù il primo per Andrea Cela. Vediamo. Airball sul secondo, peccato. Chiama la difesa Magnocavallo. Vediamo i ragazzi cosa rispondono. Sunday. Carlana prova a prendere il fondo. Busa viene fermato da Civettini, che gliela butta fuori. 13 sul cronometro, 44 da giocare. Saranno ancora un paio di possessi in questa partita. In qualche modo la palla arriva sempre lì. La buttano alta, Sunday la prende e la mette giù nel canestro. 123-59. Manovra Leonardo Torrisi, che fa un passaggio un po' avventuroso a Nuresi, che poi la dà Dalton, che vuole chiudere come aveva aperto. Non va il canestro da 3. Nuresi prova la stoppata su Carlana. No, scusate, era Ipino. Irregolare il gesto di Nuresi, manda in lunetta con 2 liberi Ipino. È ancora un possesso da giocare, sicuramente. Magnocavallo chiama un tiro, portiamola in fondo. Vediamo cosa succede, Mirko. 0 su 2. 0 su 2, rimbalzo. Ma poi Sunday solito epilogo. ne mette 2. Civettini, Nuresi trova un po' di spazio, sbaglia l'appoggio al vetro, la prende Sunday, gliela toccano, Civettini la recupera, la dà Cela che va dentro.
e fa 60 e 61 Andrea Cela. 3-6 sul cronometro. Prova l'anticipo dal Monego, vediamo se riesce la magata. Finisce così, 125-61 a mezzo lombardo. Mirko, cosa ti è sembrato questo Orange One? Sicuramente squadra super organizzata, fisicamente incredibile, difesa da rivedere, attacco invece nulla da dire. Ma se ne fai tanti la difesa dopo, conta quel che conta, anche se è con la difesa che si vincono i campionati, dicono. Infatti è quello che mi lascia un po' dubbioso su cosa succederà quando ci saranno squadre un po' più forti che riusciranno a competere fisicamente. Ma penso che questo sarà un problema di Bassano e non nostro. Certamente. Noi abbiamo ben altri problemi qui a mezzo lombardo, dobbiamo portare a casa ancora la prima vittoria in questo campionato eccellenza. Un po' di fiducia dai, da questa partita ce la portiamo a casa. Sì, punti ne abbiamo fatti, difesa abbiamo comunque lavorato quanto più possibile, qualcosa di bello si è visto, la notizia buona che Siller è rientrato, quindi... Quella cattiva che c'è fuori Graziola, però speriamo nulla di grave, si sia già recuperato per domenica. I saluti dei ragazzi, bella partita, bella squadra, in fondo questo campionato era anche per vedere queste squadre qua a mezzo lombardo, che anche se si perde, pur non essendo quasi mai in partita, è bello vedere certe formazioni calcare il parquet di mezzo lombardo. Se le inquadrature impazziscono è perché è cambiato cameraman. Direi che per quest'oggi è tutto. Ricordiamo il risultato: 61-125, Orange One record 7 su 7, Rotagliana record 0-6. Ci vediamo sabato per la l'ottava di campionato contro Salzano. Applaudono i ragazzi, il pubblico. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera.